e parla come la gente. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A te la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi abbiamo un collegamento telefonico. Ringrazio la nostra radio per questo spazio e auguro a tutti gli ascoltatori una buona Quaresima. Per chi l'ha già cominciata mercoledì scorso, quindi quasi tutti, e per gli ambrosiani che la cominceranno domani, per cui oggi è ancora carnevale anche qui da me. Quindi buon carnevale a chi ha al sabato grasso e buona Quaresima per tutti. Allora, questa Quaresima si annuncia particolarmente perigliosa e complicata sul piano geopolitico, nel senso che avevamo sperato che con l'elezione di Trump a furor di popolo da parte del popolo americano, no, ricordiamolo perché la sinistra sta facendo passare, la sinistra che in Europa sostiene una von der Leyen eletta da nessuno e una tecnocrazia priva di democrazia, fa passare per autocrati tutti coloro che non rispondono all'agenda Lib Dem. Peccato che quegli autocrati che loro definiscono tali normalmente sono eletti a furor di popolo e rappresentativi al massimo dei loro popoli, a differenza di loro che sono autoreferenziali e si autodefiniscono democratici senza avere il demos che li sostiene e che ne fonda la loro autorità. Però hanno scoperto di riuscire ad avere tutto sommato un'autorità non dal popolo ma sul popolo, che quindi alla fine non si ribella e accetta e in qualche modo anche si convince di essere in una situazione democratica anche laddove non lo si è. Parlo esattamente dell'Unione Europea, che sembra sempre più un'Unione Sovietica europea, solo per il fatto che lo dice il mainstream. Quindi insomma hanno trovato questa modalità in Europa di fregatura dei popoli, però insomma noi eravamo abbastanza contenti perché un popolo, che era quello americano, aveva votato un presidente su un programma che a noi non poteva che piacere, cioè la pace. Sapete che l'Umanitaria Padana Onlus nasce nel 1999 per aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi, costruire insieme la pace, soprattutto nei paesi colpiti da conflitti, calamità naturali di ogni ordine e grado. E proprio perché abbiamo questa lunghissima esperienza nei paesi colpiti da conflitti, per aiutare i popoli colpiti dai conflitti, l'Umanitaria Padana, che è fatta di soli volontari, quindi non cooperanti, non gente che utilizza, come denunciava anche Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, la carità, la solidarietà per far carità e solidarietà a se stessi, ma che veramente aiuta gli altri popoli a rialzarsi, poi non con forme assistenzialistiche che servono appunto a mantenere chi fa queste attività attraverso fondi, bandi, eccetera, eccetera, spesso finanziati da governi oppure ricchi signori tipo Soros, che da un lato finanziano la guerra e da un lato finanziano tutto il business dell'assistenzialismo e dell'immigrazionismo che scaturisce le guerre. Ecco, noi rappresentiamo un'alternativa diametralmente opposta a tutto ciò, cioè rappresentiamo il volontariato vero di chi aiuta non dall'alto in basso ma proprio da popolo a popolo i popoli che per colpa appunto di disegni sopra le loro teste
soffrono i conflitti, aiutiamo soprattutto i cristiani perseguitati, soprattutto le comunità cristiane che rappresentano, ma non soltanto, ma comunque tutti coloro che rappresentano nel loro ambito delle possibilità reali, delle volontà reali di sviluppo integrale delle persone umane e dei popoli. Quando parliamo di sviluppo integrale vogliamo dire sia aiutare materialmente lo sviluppo di questi popoli, ma anche proprio a crescere dal punto di vista dello sviluppo economico, quindi con autonomia, con indipendenza, ma anche con rispetto dei diritti reali, non dei fasulli diritti imposti dai signori del mondo del politicamente corretto, che sopravvivono solo in Europa, poi tra le altre cose, perché tutto il resto del mondo li ha rinnegati. Aveva iniziato tutto il resto del mondo a rinnegare l'Occidente, per questo, io l'ho detto tante volte, l'Occidente attraverso il mainstream fa apparire che noi siamo, diciamo, l'avanguardia, e faceva apparire come isolate quelle voci che si ponevano contro questo mondo alla rovescia del politicamente corretto e della cultura woke. E come vi ho detto tante volte, in realtà girando per il mondo e ascoltando tutte le voci del mondo si vede che l'unico che si stava completamente isolando da tutti e che proprio non era più sopportato da nessuno era l'Occidente. Gli Stati Uniti d'America hanno avuto un popolo capace di rendersi conto di questo e di decidere di invertire completamente strada, di rimettere diciamo diritto questo mondo alla rovescia e hanno votato Donald Trump, che come primo obiettivo a livello internazionale aveva fare la pace. Ecco, quello che sconvolge è che l'Europa, di fronte a questo shock, non ha affatto, e anche uno shock che tra l'altro in qualche modo segue e va di pari passo con la vittoria di movimenti antipoliticamente corretti, movimenti sovranisti in varie parti d'Europa. Ecco, di fronte a questo shock, l'Europa avrebbe potuto in qualche modo rendersi conto di essere, che forse nel suo modello, in tutte queste cose di cui siamo bombardati, da cui siamo bombardati ogni giorno, dal mainstream Lib Dem, di sinistra, chiamatelo come volete, ma in realtà ormai almeno in Italia si è preso anche una buona componente anche del mondo conservatore e di destra, ok? Perché tutti sembra che, a parte alcune eccezioni, che sono appunto la Lega a destra e il Movimento 5 Stelle a sinistra, sembra che tutti quanti stiano andando nella direzione di fare propria la politica della von der Leyen. Che, ripeto, io la chiamo von der Pfizer perché dietro di lei c'è uno scandalo assoluto di cui in Italia non si parla, e noi in Europa non si parla, perché noi andiamo a fare le prediche agli altri sulla loro democrazia, sulle loro libertà, sulla loro libertà di stampa, sulla loro libertà di opinione, ma se esiste un luogo dove tutto questo è veramente messo in discussione, come ha spiegato bene il vicepresidente Vance quando è venuto in Europa, infatti vi avevo letto nella nostra ultima conversazione integralmente quel discorso, che serviva a svegliare l'Europa, perché l'America ha detto una cosa, un'America appena forte di un risultato elettorale forte, di popolo talmente forte che la loro opposizione ha accettato che queste elezioni siano indiscutibili sul piano della legittimazione, e quindi l'agenda di Trump e di tutta la sua compagine va avanti spedita secondo le promesse elettorali. Anche questo sembra strano, no? Agli europei sembra stranissimo che Trump stia facendo le cose che aveva promesso di fare, per cui è stato eletto.
Ecco, Vance è venuto a cercare di svegliare anche lui l'Europa, a dire: guardate che a noi spaventa più l'Europa, più addirittura della Russia. Siamo più preoccupati dell'Europa, della deriva illiberale dell'Europa. Gliel'ha detto in faccia. Bene, c'è stato un qualche risveglio? No. Questa Europa folle, che insieme alla fede, dopo l'illuminismo, ha inanellato una serie di corbellerie, arrivando a distruggere in pochi secoli quello che era un gap di civiltà che rendeva l'Europa faro del mondo, costruito in millenni. E sono bastati pochi secoli di rinnegamento delle nostre radici cristiane, con tutti i difetti che avevamo, le guerre che ci facevamo, eccetera, però l'Europa, anche tutti gli altri popoli nel mondo si facevano le guerre, magari se le facevano con le clave o con altri mezzi, ma comunque resta il fatto che l'Europa, con tutti i difetti che aveva, era veramente un faro di civiltà sul piano dei diritti, comunque era superiore a chiunque altro, delle libertà, dei sistemi giuridici, del sistema di pensiero, eccetera. Dopo l'ideologia illuminista abbiamo fatto fuori la fede, e devo dire che alla fine con la fede, Fides et Ratio, se n'è andata anche la ragione, perché gli europei si ostinano a non voler guardare in faccia la realtà. Da quando tutta l'Europa è dominata dalle ideologie, perché sono ideologie, e l'ideologia politicamente corretta è stato uno sviluppo nuovo del materialismo che già aveva generato i mostri del nazismo e del comunismo, ok? Anche l'ideologia politicamente corretta è un altro mostro che rischia di portarci al disastro. Un disastro, una catastrofe peggiore addirittura di quelli che avevano colpito l'Europa nel Novecento, perché adesso i sistemi d'arma sono globalmente molto più letali e catastrofici rispetto a quelli delle prime 2 guerre mondiali. Insomma, chi comanda in Europa non si sveglia di fronte alle elezioni di Trump, non si sveglia di fronte al discorso del vicepresidente Vance, non si sveglia di fronte alle cose che ha dichiarato Putin l'altro giorno, che ha detto a Macron: io ritengo che quello che sta facendo la Francia sia una minaccia per la Russia, e l'ha paragonato a Napoleone e Hitler, ricordando come è andata a finire le altre volte, ok? Anche l'Italia, che ha preso una sonora bastonata quando un sacco di poveri italiani, anche allora sempre le intelligenze, mandarono migliaia e migliaia di italiani al fronte in Russia a combattere, e la famosa ritirata di Russia, Nikolaevka. Non ne abbiamo avuto abbastanza, no, perché sembra sinceramente che questa Europa folle in qualche modo stia avendo una nemesi, a furia di dire balle, perché ha sempre raccontato balle, grazie a Dio che noi abbiamo Radio Libertà, prima Radio Padania, insomma questa grande radio in cui noi abbiamo sempre detto la verità su quelle fasulle guerre, ok? Che non erano guerre per i popoli, ma erano guerre contro i popoli, da cui nessun popolo è uscito migliore di come c'è entrato, comprese le false rivoluzioni arancioni, le false rivoluzioni arabe, tutte guerre in cui noi siamo stati personalmente, compresa l'Ucraina, dove sono stata io personalmente con i miei volontari diverse volte. Abbiamo portato tantissimi aiuti ai popoli, alle persone, ai civili colpiti dal conflitto, ok? Quindi noi non parliamo per sentito dire, parliamo di cose che conosciamo, e abbiamo sempre detto la verità delle cose, che non erano quelle come ci venivano raccontate. E quindi i nostri ascoltatori sono abituati a ragionare con la loro testa. Purtroppo c'è tantissima gente in Italia, tantissima, trasversalmente, che va da destra a sinistra, che segue solo il conformismo mainstream, le parole d'ordine mainstream, e che non riesce a fare lo sforzo di guardare oltre. Anche in pandemia tanti si sono fatti fregare dal terrorismo, anche
che non è stato fatto nell'unico momento in cui andava fatto, cioè all'inizio, e poi invece è stato fatto quando si poteva benissimo fare a meno di farlo, visto che c'erano le cure, noi lo dicevamo. Adesso uguale, si stanno facendo fregare quelli che si sono fatti convincere a fare la terza, la quarta dose, i loro bambini si fanno convincere anche a portarli in guerra, e questo è un'assurdità per cui veramente tutti quanti, tutti i nostri ascoltatori, tutti, sentitevi tutti volontari di voi stessi, della vostra vita, della verità, fatevi tutti cooperatori della verità, cercate di svegliare la gente. Fate, noi sul nostro gruppo Giù le mani dei popoli condividiamo tantissimo materiale, parlo del gruppo Facebook, proprio notizie vere, argomenti veri, discussioni vere, perché non è un periodo in cui si può cercare di allontanare i problemi con la leggerezza di far finta che non esistano, perché sennò i pazzi che ci stanno comandando in Europa, compresi, mi spiace dirlo, la premier italiana, che è arrivata a dire una bestialità che talmente grossa che persino gli altri guerrafondai hanno detto no, questa è troppo grossa, cioè che l'Ucraina andasse considerata nella NATO anche se non è nella NATO. Peraltro vi voglio dire che, come ha spiegato bene Germano Dottori alla RAI ieri, in realtà la NATO non ha una clausola di immediato obbligatorio intervento degli Stati Uniti, per esempio, o della NATO stessa, se un paese viene invaso. In realtà c'è l'articolo 5 moderato dall'articolo 6, quindi gli articoli sono tali per cui rimane sempre un piccolo criterio di discernimento. Invece l'ingresso nell'Unione Europea impone l'obbligo di difesa se un paese che diventa membro dell'Unione Europea viene aggredito. Sì, poi noi sappiamo che l'Europa 1000 volte le regole che definisce per tutte, poi la Germania e la Francia se sono sempre girate a loro piacimento. Quando interessa a loro si può fare debito. Adesso che la Germania ha una crisi terribile industriale, va benissimo fare i debiti per riattivare la sua industria bellica ferma appunto dopo la seconda guerra mondiale. Adesso che possono ricominciare a fare armi, adesso va bene fare debito, e quindi vogliono, e noi sempre a ruota, no? Di questi pazzi che ci governano e che ci portano in guerra sia con la Russia che con l'America, perché a questo punto l'Unione Europea sta facendo il barboncino, ok? Questo fatto del cane capaia l'aveva detto niente meno che il Papa. In questo caso parliamo di un barboncino che sta appaiando contro 2 Rottweiler, un Pitbull e un Rottweiler, ok? Quindi questa è la situazione attuale e tutti quanti siamo chiamati a cercare di svegliare tutta la gente che nel mondo alla rovescia si è talmente ormai adagiato, pur depresso, pur triste, pur infelice, perché insomma degli anni infelici ormai la sera è tutto chiuso alle 9, persino qui in Lombardia, non so dalle altre parti dove ci ascoltano, è difficile trovare una cucina aperta dopo le 10. Cioè mi sembra che siamo in un periodo di l'austerità, dopo il Covid, prima l'austerity, poi il Covid, eccetera, ha lasciato degli strascichi di infelicità. Per me che ho vissuto gli anni '80, devo dire che questi anni sembrano veramente anni molto, molto tristi e depressi. Gli americani si sono dati, nel resto del mondo vi posso dire, in Africa, in Asia, c'è un grande senso di crescita, di speranza, di futuro. Da noi no, non si fanno più figli, siamo morti, votati all'estinzione, ci dicono che dobbiamo farci sostituire perché sennò non c'è più la gente che paga le pensioni, poi sappiamo tutto quello che è vero, insomma ci hanno ucciso dentro. Bene, noi che non siamo morti e noi che vogliamo combattere, iniziamo a combattere per la verità, perché guardate che la conoscenza, la libertà dei popoli parte innanzitutto dalla consapevolezza, ma per aver consapevolezza bisogna avere anche la libertà interiore di sfidare il pensiero unico dominante, che adesso non è più unico dominante se non in Europa, Quindi è un momento storico fondamentale in cui possiamo
far scattare, ed è importante far scattare questa presa di coscienza collettiva, perché in gioco c'è la sopravvivenza, in questo caso non solo economica. Si è visto anche, cioè Trump ha fatto, ad esempio, ha usato i dazi, le minacce, eccetera, per entrare in trattativa con una serie di popoli e ci è riuscito. Okay? Quindi più o meno tutti gli altri, a parte gli europei, hanno risposto entrando in negoziazione. Quindi ad esempio il Messico si è vista togliere i famosi dazi, rispondendo immediatamente con un blocco reale all'immigrazione e al contrabbando di fentanyl negli USA. E Trump ha ottenuto quello che voleva, e anche il Messico smette di mandargli la gente e gli ha chiuso realmente le frontiere e droga e si è trovata senza dazi. L'Europa, invece, che di fronte alle cose chiare che sono state dette, vogliamo la pace, vogliamo la trattativa, non vogliamo la guerra mondiale con la Russia, non vogliamo una guerra mondiale, basta, si ricostruisca un mondo con delle aree di influenza, con le nazioni che contano qualcosa, stop alla globalizzazione, diciamo alla follia del mondialismo apolide, senza confini, stop al politicamente corretto. No, l'Europa ha detto noi continuiamo, anzi cerniamo, anzi la Francia tiro fuori le mie atomiche. Quando Starmer inglese è andato, non so se l'avete visto, c'è un video molto significativo, è andato alla Casa Bianca, a un certo punto Trump gli ha detto: ah sì, volete combattere la Russia da soli? Cioè l'America gli ha fatto capire, inglesi, se volete fare la guerra alla Russia, noi non vi veniamo dietro, ok? Sono scoppiati tutti a ridere, imbarazzato, compreso il premier britannico, ok? Trump l'ha detto chiaramente, non la vuole la guerra mondiale, questa guerra mondiale che vi abbiamo detto da tanti anni qualcuno voleva negli Stati Uniti d'America, perché avevamo fatto il ragionamento, se vogliamo dominare il mondo adesso mai più, perché dopo saremo troppo, diciamo, paritetici, perché uno possa prevalere sull'altro senza diciamo che ne sopravviva uno solo. Questa cosa Trump ha detto no, perché non ha senso per dominare da soli il mondo che il mondo non esista più, ok? E gli americani l'hanno votato per questo. Invece qualcuno quel piano folle, ma senza averne le forze, solo in nome ormai di una follia ideologica che ha perso la capacità di vedere se stesso, cioè la crisi di identità del transgender, ce l'ha l'Europa che non sa più che cos'è, ma non capisce, ha una tale crisi di identità che dice muoia Sansone e tutti i filistei, moriamo noi, muoia il resto del mondo. Questo noi non dobbiamo consentirlo, perché i popoli contano, i popoli se si muovono piegano la storia, diceva Umberto Bossi. Noi dobbiamo muoverci adesso a svegliare, facendo vedere la realtà dei fatti, non come la racconta la Gruber, come la raccontano anche le TV di Berlusconi. Berlusconi si volta nella tomba. Io ho pubblicato qualche giorno fa un video in cui Berlusconi dice: io non ci sarei mai andato a parlare con Zelensky perché sta distruggendo il suo popolo. Ha detto sostanzialmente le cose che ha detto Trump l'altro giorno a Zelensky. Risultato, stanno pubblicando dei libri a nome Silvio Berlusconi editore, ok? Quindi col nome sotto la firma Silvio Berlusconi, che incitano alla guerra in Ucraina. Cioè siamo alla follia assoluta, cioè veramente al rinnegamento, all'inversione di tutto. Allora, se noi vogliamo veramente qui una lotta per la sopravvivenza, per la pace in Europa, perché la Nemesi, dopo aver portato guerra a un sacco di popoli che ne sono usciti con le ossa rotte, all'inizio la nostra Nemesi è stata che le abbiamo sempre pagate tutte con delle migrazioni forzate che hanno devastato ancora di più quei popoli, ma anche il nostro, anche la nostra sicurezza, per cui
quando io ero giovane si poteva girare tutta Italia tranquillamente in treno, giorno, notte, si poteva andare ovunque senza paura. Adesso le città, anche Milano per le donne, di fatto da sole la sera anche le stazioni sono diventate impraticabili. È questa la maggiore libertà? È questa la civiltà dell'Europa? C'è un migliore sviluppo integrale oppure c'è che anche l'Europa è piena di Sharia? Quindi veramente abbiamo iniziato a pagare così, ma questo è nulla, perché il problema che io vedo sui social, vedo gente che si fa prendere dal furore guerrafondaio, gente che se un immigrato gli fa bu, scappano a gambe levate, ok? E questi sono convinti di poter fare la guerra mondiale. Ma voi credete che, ad esempio, se scoppiasse un disordine, una guerra in Europa, ma anche tutti questi, diciamo, fondamentalisti che ci sono qua, non coglierebbero l'occasione per fare la loro parte? Ma chi da noi non c'è allora? Non esiste più nessuno che i giovani non hanno fatto la leva militare. Non ci sono più nemmeno i cacciatori, non c'è niente, ok? C'è l'esercito professionista bravissimo, perché gli italiani sono bravissimi, ok? Ma che guerra mondiale fanno? Quanti sono? Chi ci difende? Non riusciamo a difenderci dalla microcriminalità. Ci difendiamo dagli eserciti del resto del mondo. Ma vi rendete conto la follia di fare contestualmente la guerra all'America e alla Russia? Perché a parole la stanno facendo, ma ripeto, sono barboncini che abbaiano i Rottweiler. Ma questi folli ci conducono a Sansone tutti i filistei. In fin dei conti sono arrivati, vi ricordate quando Benedetto XVI parlava di odio di sé dall'Occidente? Bene, l'Europa ha un tale odio di sé che sta arrivando al suo suicidio. Sempre Benedetto XVI, Cardinal Ratzinger, citava spesso il grande storico Toynbee. Sì, so che sto per finire, quindi prima dei saluti finisco con questa citazione. Diceva: le civiltà muoiono non per assassinio ma per suicidio. Bene, l'Europa ha deciso, i governanti europei e tutta quella componente che li segue per conformismo, da destra a sinistra, hanno deciso di suicidare l'Europa. Se noi non vogliamo essere suicidati insieme a loro, il momento di muoversi con la ragione, con la conoscenza, con la libertà, con la parola, con l'azione è questo. E io spero che veramente quelle poche forze politiche che sono alternative a tutto questo, in questo momento abbiano il coraggio di fare qualunque scelta coraggiosa per non consentire di portarci alla rovina. Aiutate l'umanitaria padana, aiutare i popoli a casa nostra, i popoli a casa loro, compreso il nostro popolo a casa nostra. Ciao a tutti, buon fine settimana. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile.